C'è preoccupazione anche in Regione per le manifestazioni annunciate per domani contro il Green Pass, presidi fuori da alcune aziende, poi lo sciopero a Trieste. Non è autorizzato, precisa il prefetto, partecipare è reato. Le tensioni di questi giorni sono anche l'effetto della sottovalutazione di alcune criticità segnalate dai sindacati. Così la FIOM CGIL regionale che chiede l'accessibilità ai tamponi per tutti i lavoratori. Si completa con l'inaugurazione della scuola secondaria di primo grado, l'investimento da 8,5 milioni di euro per il polo scolastico fondato dal gruppo Danieli a Butri, una struttura avveniristica. Un giovane orso è stato avvistato a Forniavoltri nei giorni scorsi, si aggirava nei boschi ed è stato immortalato da un naturalista. Il video è stato analizzato all'Università di Udine, si tratta di un cucciolo. Domenica a Cividale 1.600 persone potranno assistere al derby regionale della pallavolo. In A2 si sfidano Martignacco e Talmassons dopo 4 vittorie su 4 per l'Itas, favori per la prima volta sulla CDA. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. È una vigilia di preoccupazione anche in Friuli Venezia Giulia per le manifestazioni annunciate per domani, la giornata nella quale entrerà in vigore l'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori. La tensione resta alta su tutto il territorio, ma il cuore delle manifestazioni saranno Trieste e il suo porto. Sono attese oltre 15.000 persone. La politica continua a ricercare una soluzione puntando ormai almeno sul scongiurare l'oltranza. Il prefetto di Trieste precisa che lo sciopero di domani non è autorizzato e che parteciparvi è un reato. Potrebbero essere numeri importanti, superiori ai 15.000 che abbiamo registrato nelle manifestazioni dei giorni scorsi. Sarà la giornata di domani, una giornata di passione per Trieste e in particolare per il porto, dove al varco del Molo VII è atteso un presidio dei movimenti che hanno organizzato i cortei nei giorni scorsi. Sono attese persone da tutto il Friuli Venezia Giulia. La commissione di garanzia comunque ritiene la manifestazione illegittima, precisazione che non ha scomposto il CLPT, il Comitato Lavoratori del Porto di Trieste, promotrice della protesta, che anzi annuncia lotta dura se il Green Pass non sarà almeno posticipato. Non si tratta di uno sciopero autorizzato, quindi potrebbero esserci anche, questo valuterà poi l'autorità giudiziaria, le ipotesi di reato che si configurano a danno dell'attività pubblica anche che il porto esercita, e quindi comunque valuteremo il comportamento dei manifestanti, che mi auguro sia civile e che non crei appunto ricadute negative sull'ordine e la sicurezza pubblica. Ma sa, le trattative si fanno quando ci sia un punto di caduta, quando c'è una linea sulla quale chi tratta è disposto a cedere qualcosa. Mi sembra di capire che dalle intenzioni, dai manifesti, dalle dichiarazioni, l'unico obiettivo sia la revoca del Green Pass e quindi non ci sono trattative su questo. La Regione intanto continua nel lanciare appelli al senso di responsabilità, mentre i dati del contagio, grazie al vaccino, sono decisamente sotto controllo. Ci dovessimo ritrovare nella situazione che abbiamo visto l'altro anno con gli ospedali pieni, vorrebbe dire non essere in grado non soltanto di non dare le dovute cure a tutti i malati di Covid se fossero troppi, ma di non garantire le prestazioni sanitarie a chi soffre di altre patologie. Ultimo fatto, non sarebbe più accettabile, e questo dobbiamo evitarlo a tutti i costi, di ritrovarsi con le chiusure delle attività come lo scorso anno. Intanto il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino conferma di essere pronto a presentare le dimissioni, anche se apre a un possibile ripensamento qualora dalle altre sigle sindacali dovessero arrivare segnali di distensione. Se io darò le dimissioni non sarà colpa del governo, sarà colpa del CLPT e sarà colpa di Stefano Puzzer. Questo volevo dirvi. Se io darò le dimissioni sarà colpa di quelli che non permettono ad altri di entrare in porto a lavorare. Ed è questo che io volevo dirvi. Il presidente dell'autorità portuale di Trieste, fanno miei cognomi, e davanti a tutta la stampa italiana punta il dito contro i suoi fedelissimi del CLPT e alla fine non riesce comunque a nascondere il dispiacere per il clima. Tantissimo, tant'è che vado dalla rabbia, all'amarezza, alla tristezza. Eccolo qua.
D'Agostino si aspetta ora un segnale anche dagli altri sindacati. Per quanto mi riguarda sono molto pessimista sul fatto che il CLPT faccia qualcosa, perché come ho detto prima sono ormai finiti in un vortice che non gli permette di tornare indietro, insomma, conoscendoli. Però per quanto mi riguarda io ho detto una cosa che è rivolta a chi fa il blocco principalmente. Poi se poi quelli che fanno il blocco si trovano a essere in pochi, questo è un altro discorso. Quindi io lo dico però a chi dice che fa un blocco ad oltranza, e questa cosa quindi è diretta al CLPT. Quindi vediamo entro qualche giorno che cosa succede. A me serve un segnale importante, come l'ho avuto a suo tempo, sarebbe bello avere un segnale importante anche questa volta. Diciamo che solo il CLPT dovesse continuare con questa protesta, lei non rassegna le dimissioni a quel punto? Mi fate domande difficili, vediamo che cosa succede, poi dopo cerco di capire. Garantire l'accessibilità a tutti i lavoratori ai tamponi, compresi quelli vaccinati e senza costi a loro carico. La richiesta ribadita anche a livello regionale dalla FIOM, il sindacato dei metalmeccanici della CGIL, alla vigilia del 15 ottobre. Le tensioni che si stanno manifestando dentro e fuori dai posti di lavoro sull'obbligo del Green Pass, dichiara il segretario regionale Maurizio Marcon, sono anche l'effetto di una sottovalutazione di alcune criticità che il sindacato aveva posto fin dall'inizio, spingendo per un approccio diverso che puntasse da un lato sul rafforzare i protocolli di sicurezza, dall'altro su una maggiore gradualità che tenesse conto dei livelli di rischio settore per settore e desse modo a imprese e sindacati di trovare intese relative alla questione del costo dei test, evitando così la saturazione delle capacità di testing del sistema. Per questo confidiamo che si possano trovare dei correttivi a partire dall'impianto del decreto, ma anche con soluzioni accorde a livello locale. I sindacati stanno lavorando proprio in questo senso per cercare intese, si svolgeranno presidi domani all'esterno di diverse aziende della regione, in altre sono annunciati scioperi e altre forme di protesta come lo stato di agitazione. Questa situazione viene strumentalizzata, ma credo che la tensione andrà a spegnersi progressivamente. Questa è l'opinione di Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli, alla vigilia del 15 ottobre. Sulla situazione in azienda dice il 93% dei dipendenti ha fatto il vaccino. Siamo alla vigilia di una giornata che comincia davvero a preoccupare per questo clima di tensione che aumenta di giorno in giorno. Come vede lei questa situazione? Ma la vedo un po' esagerata, nel senso che viene sfruttata e strumentalizzata da più parti. Io direi serenamente questo: la gran parte della popolazione, della gente, è vaccinata, ha dimostrato un senso di responsabilità e molto meno egoismo di quelli che non lo sono. Direi che abbiamo raggiunto una quota dell'80-85%, per esempio in Danieli siamo al 93%, che sotto un punto di vista medico garantisce una relativa sicurezza. E grazie a questi anche gli altri possono essere ragionevolmente sicuri. Quindi io continuerei a comunicare la ragione per cui il tema si risolve nelle aziende che non entrano a chi non è vaccinato o non è tamponato e finisce lì. Io penso che andrà a spegnersi progressivamente. Oggi è troppo strumentalizzata, dal mio punto di vista. E l'attenzione è puntata anche sul mondo dei trasporti. TPL FVG insieme con Trieste Trasporti, APT Gorizia, ATAP Pordenone, Arriva Udine informano che domani, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass, non sarà possibile garantire la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale. A Trieste e sull'intero territorio regionale potranno quindi verificarsi interruzioni, sospensioni, ritardi e mancate coincidenze e non è possibile, a fronte delle manifestazioni degli stati di agitazione proclamati, assicurare il rispetto di fasce di garanzia o servizi minimi. TPL FVG comunicherà comunque sul proprio sito internet lo stato del servizio fino al ritorno alla normalità e il 20% degli autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia non è vaccinato. Le conseguenze di un blocco dei lavoratori con l'introduzione dell'obbligo del Green Pass potrebbero essere molto pesanti per un comparto già in crisi. A lanciare l'allarme sono Confartigianato e la FIT CISL.
Domani non sappiamo chi si presenterà al lavoro. Il commento del capocategoria regionale di Confartigianato Trasporti e consigliere nazionale Stefano Adami, il quale evidenzia che non è possibile programmare gli impegni per la prossima settimana perché oltre a non sapere le reali presenze, non c'è la possibilità di avere la certezza che i lavoratori in missione, soggetti a tampone, lo eseguano con le cadenze previste dalla norma. Adami chiede al governo un'introduzione graduale del Green Pass in funzione dell'attività esercitata, sottolineando che al momento la norma non prevede diverse situazioni che stanno mettendo in crisi le aziende, già provate dal rincaro del carburante e da una mancanza cronica di autisti. In particolare in Friuli Venezia Giulia sono vacanti 400 posti. Anche il segretario generale della FIT CISL del Friuli Venezia Giulia, Antonio Pittelli, esprime forte preoccupazione per le conseguenze di un blocco del comparto che potrebbe mettere a rischio tutta la ripresa dopo il lockdown. Come sindacato, sottolinea Pittelli, abbiamo chiesto al governo di mettere il vaccino obbligatorio, ma questo non è accaduto ed è stato introdotto il Green Pass. Nella nostra regione il 20% degli autotrasportatori non è vaccinato. La situazione è incerta anche per quanti arrivano dall'estero. Il sindacalista ribadisce quindi la necessità di disporre la gratuità del tampone e chiude sottolineando che si narra solo di chi non vuole vaccinarsi e non di chi, e della maggioranza, ha fatto il vaccino e vuole andare a lavorare. Intanto oggi in regione sono 87 i nuovi contagi emersi, 80 da 5.154 tamponi molecolari e 7.501 i test rapidi antigenici che hanno portato a rilevare 7 casi. Non si sono registrati decessi, scendono a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva. Parliamo di cronaca giudiziaria. Un 45enne di Pontebba è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione dal GUP di Udine. Aveva rapinato la farmacia di via Butro a Udine e tentato di rapinare 2 anziane sorelle per procurarsi la droga. Condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa. È la pena inflitta con il rito abbreviato dal GUP Emanuele Lazzaro a Luca Marcone, di 45 anni, residente a Pontebba. Per l'uomo, che resta in custodia cautelare in carcere, la pubblica accusa aveva chiesto 3 anni, 4 mesi e 10 giorni di reclusione. Il 20 marzo 2021 Marcone era penetrato nell'abitazione di 2 sorelle di 82 e 77 anni in via Pontebba nel capoluogo friulano, forzando la serratura con un cacciavite. Con il volto nascosto da mascherine e occhiali da sole, aveva intimato alle vittime di consegnargli 400 euro, ma fu disturbato dall'arrivo di un vicino di casa. Dopo aver cercato di colpirlo con il cacciavite, se ne andò a mani vuote. Subito dopo, Marcone era entrato nella farmacia udinese, facendosi consegnare dal titolare 200 euro. L'uomo fu preso poche ore dopo dalla polizia. Il mio cliente, spiega il difensore, l'avvocato Federico Artico, quel giorno era in crisi di astinenza. Aveva cercato di rivolgersi al CERT per avere il metadone, ma la struttura era chiusa. Dopo il fatto ha risarcito le vittime per i danni subiti e ha mandato loro lettere di scuse. Valuteremo, conclude, il ricorso in appello. La Regione ha firmato oggi una convenzione con le Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia per l'avvio delle procedure di ristoro ai soci rimasti coinvolti nei fallimenti di Copca e cooperative operaie. Una vera e propria task force per creare uno strumento il più possibile facile e veloce. È stato siglato questa mattina l'accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e Camere di Commercio regionali, quella della Venezia Giulia e quella di Pordenone Udine, che consente l'avvio delle procedure di ristoro per i soci prestatori rimasti coinvolti nei crack Copca e cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli. Un pacchetto da 17 milioni di euro che grazie all'accordo potrà essere indirizzato subito verso i richiedenti. Finalmente mettiamo a sistema 17 milioni di euro in favore delle persone che sono state vittime dei crack legati alle cooperative triestine e carniche. La convenzione con le Camere di Commercio ci permette di mettere in circolo immediatamente queste risorse con procedure che sono assolutamente snelle, veloci e che non porteranno nessun tipo di aggravio ulteriore né in termini di costo né di adempimenti ai nostri cittadini. È un servizio che diamo insieme perché siamo convinti che tutta questa importante mole di risorse debba essere messa a disposizione e quindi dare un ristoro nel più breve tempo possibile ai risparmiatori. Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 novembre direttamente negli sportelli messi a disposizione delle Camere di Commercio oppure via PEC o raccomandata. La misura del ristoro regionale è fissata nel 10% per i prestatori di cooperative operaie e nel 25% di quelli di Copca.
Riapriamo la pagina Covid perché da oggi è prenotabile la terza dose di vaccinazione anti-Covid anche per tutto il personale del servizio sanitario regionale, oltre che per il personale delle strutture per anziani e per gli ultra ottantenni. Sarà sempre utilizzato il siero Pfizer, indipendentemente da quello utilizzato per prima e seconda dose. La prenotazione potrà essere effettuata attraverso i consueti canali di farmacie Coop Call Center e per i dipendenti del servizio sanitario regionale tramite Coop Web. Domani invece prenderà il via la campagna anti-influenzale 2021-22 destinata agli operatori sanitari in prima battuta e poi dalla terza settimana di ottobre sarà estesa a tutti, dando priorità ai pazienti fragili per età e per patologia. In questo caso ci si potrà rivolgere al proprio medico. Vaccinazione che è particolarmente raccomandata anche quest'anno, osserva il vicepresidente della Regione Riccardi, in quanto la sovrapposizione di Covid e influenza stagionale potrebbe avere effetti considerevoli in termini di gravità della malattia e di mortalità. Solo un'azienda che ha visione può immaginare una scuola così, lo ha detto il sindaco di Butrio Bassi in occasione della cerimonia di inaugurazione della scuola secondaria di primo grado inserita nel polo formativo realizzato dal gruppo Danieli. L'Educational Hub accoglie bambini da 0 a 13 anni. Si completa con l'inaugurazione della scuola secondaria di primo grado l'investimento da 8,5 milioni di euro per il polo scolastico fondato dal gruppo Danieli a Butrio. L'Educational Hub 013, che accoglie appunto bambini in questa fascia d'età, è caratterizzato dal percorso didattico English Tech Plus, che unisce le basi culturali italiane all'irrobustimento della logica e della matematica, supportato anche dall'uso della lingua inglese. Solo un'azienda che ha visione può immaginare una scuola così, la scuola che tutti vorremmo, ha commentato il sindaco Eliano Bassi. A benedire la struttura è intervenuto l'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato. Avveniristico l'edificio, ma anche la vision dell'azienda, come sottolineato dall'assessora regionale all'istruzione Alessia Rosolen. La storia del polo formativo è iniziata nel 2009 con l'asilo nido. Volevamo dare una mano alle famiglie, con i 2 genitori che lavorano, coprire la mancanza di asili con orario che non sia quello amministrativo pubblico, ovvero dalle 7:30 alle 18. E strada facendo abbiamo, per così dire, perfezionato il metodo di insegnamento per la soft skill e un'impostazione che è un giusto mix tra input umanistico e scientifico. Quindi il fare con una visione che solo una cultura umanistica può dare. I risultati sono soddisfacenti, i bambini e i genitori soddisfatti, la capacità di fare e soprattutto l'attitudine a esprimere i propri talenti con la soddisfazione di tutti. È una scuola paritaria, quindi in realtà consolida quello che è un buon impianto della scuola italiana, quindi non rinuncia a quella che è anche un attimo il consolidamento dello sviluppo delle competenze base nella propria madrelingua. Però l'autonomia ci dà una possibilità infinita, l'autonomia scolastica, anche nell'elaborare dei percorsi di potenziamento e fortemente innovativi. Per la nostra scuola sono sostanzialmente 3, un percorso centrato che si chiama English Plus, che implementa l'apprendimento e l'utilizzo della lingua inglese con insegnanti in madrelingua, anche un'implementazione del settore tecnologico. E il terzo percorso, non ultimo, è il percorso, chiamiamolo artistico-creativo, che è invasivo rispetto a tutte le aree. Abbiamo a che fare con un'azienda che ha visione, è un'azienda che guarda al futuro, guarda anche al futuro culturale delle nuove generazioni. Questi ragazzi che intraprendono questo percorso sicuramente avranno una marcia in più grazie al percorso che stanno facendo. Dopo Udine e Pordenone, oggi Trieste ha ospitato il terzo appuntamento di Uniti per la sicurezza stradale, un ciclo di incontri organizzato da BM Sport and Drive in collaborazione con la Regione. Costruire, gestire e guidare bene, questo è il focus del terzo incontro promosso da BM Sport and Drive in collaborazione con la Regione FVG. I lavori sono stati aperti dai saluti del Presidente della Regione Massimiliano Federica, il quale ha sottolineato come l'ente abbia investito risorse importanti per realizzare e mantenere le opere esistenti. Investire sulle infrastrutture significa rendere migliore l'economia e la sicurezza dei cittadini, concetti condivisi dall'assessore Pizzimenti. La sicurezza delle strade passa su 2 binari. Il primo è quello di ridurre
ridurre il numero di mezzi all'interno delle strade stesso, il secondo è quello di aumentare la capacità e la sicurezza delle strade stesse. Quindi sono due investimenti diversi che vanno però nella stessa direzione, con grande difficoltà perché siamo decisamente in ritardo rispetto all'Europa, però probabilmente un po' con PNRR, un po' per quello che facciamo noi come struttura amministrativa regionale riusciamo a trovare dei risultati anche positivi. Analizzando i dati relativi ai volumi di traffico complessivi presentati dal direttore generale di Autovie Venete relativi ai primi 8 mesi del 2021, confrontati con lo stesso periodo del 2019, emerge un calo complessivo del traffico del 15,9% che risulta però molto marcato nei primi mesi dell'anno. In merito invece agli incidenti stradali avvenuti sulla rete di Autovie Venete in estate, confrontando in particolare il periodo tra il 17 luglio e il 29 agosto di quest'anno e quello tra il 20 luglio e il 1 settembre del 2019, emerge un netto calo degli incidenti passati da 95 a 77. Il ciclo conclusivo degli incontri è fissato il 16 e 17 ottobre al Tiare a Villesse, dove sarà presente anche la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato. Nel tardo pomeriggio di oggi c'è stato uno scontro tra due mezzi a Rivis e un'auto si è cappottata. La squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Codroi poi è intervenuta sulla regionale 463 nel comune di Sedegliano per un incidente tra un autocarro e un'auto che dopo lo schianto si è appunto ribaltata su un fianco. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area dell'incidente, sul posto anche lì soccorso e personale dell'Arma. In vista del ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi a San Vito al Tagliamento, i due candidati a sindaco, Bernava e Delle Fratte, si sfidano negli studi di Telefriuli. Il confronto andrà in onda questa sera alle 19:45. Rush finale della campagna elettorale a San Vito al Tagliamento, dove domenica 17 e lunedì 18 andrà in scena il ballottaggio, nel quale, per la fascia di sindaco, si sfideranno Alberto Bernava, sostenuto dalla coalizione San Vito Civica, e Valerio Delle Fratte, appoggiato dal centrodestra. Il loro ultimo confronto è andato in scena negli studi di Telefriuli, dove hanno parlato di sanità, commercio e strategie politiche. Vi è la necessità fondamentale di continuare a insistere con la Regione, con gli strumenti istituzionali e politici per rafforzare quello che è più importante per il nostro ospedale, che sono i medici e i primari. Quindi noi crediamo che la sanità pubblica, soprattutto a San Vito, debba essere preservata, crediamo nel sistema pubblico e la qualità delle cure per tutti. Per quanto riguarda l'ospedale è ovvio che tutti noi ci daremo da fare per potenziare i servizi, per specializzare ulteriormente i servizi che servono al nostro territorio, e questo è indispensabile, ed è indispensabile farlo anche attraverso un rapporto proficuo con una realtà regionale che in questo momento peraltro ci è vicina come sensibilità politica. Chi la spunterà tra i due? La parola agli elettori sanvitesi. A Forniavoltri è stato avvistato un giovane orso nella notte del 26 settembre. Si aggirava nei boschi ed è stato ripreso dall'obiettivo di Gabriele Di Qual, appassionato naturalista che aveva posizionato le fototrappole per riprendere i cervi. Le immagini, che sono due riprese unite in un unico video, sono state verificate dall'Università degli Studi di Udine, che ha confermato la veridicità dell'avvistamento. I ricercatori hanno osservato come l'animale presenti del pelo chiaro attorno al collo, caratteristica tipica dei cuccioli che tendenzialmente scompare col primo anno d'età. Si ipotizza che l'esemplare, proprio per questa caratteristica, abbia circa 2-3 anni. Andiamo a Pradamano, che pone fine al rischio idrogeologico con un intervento sulle sponde della torre per evitare esondazioni. I lavori cominceranno nel 2022. Interessa un tratto d'un centinaio di metri l'intervento previsto dal comune di Pradamano per mettere in sicurezza il paese da possibili esondazioni del torrente Torre. La decisione di avviare l'opera deriva dalle segnalazioni del piano d'assetto idrogeologico che nel 2011-2012 certificavano il rischio di esondazione, e proprio in seguito a quello studio buona parte del paese ha avuto dei vincoli di carattere urbanistico edilizio. Attualmente per costruire a Pradamano una casa è necessario mantenerla sopraelevata dai 30 ai 110 cm rispetto al livello zero del suolo. Un tratto di sponda del Torre non esiste, forse non è mai esistito negli anni, tant'è che alcuni fatti sono già verificati negli anni 50 e negli anni 20 di esondazione, e su questo stiamo mettendo mano. Abbiamo ottenuto dallo Stato un contributo importante di 750.000 euro e in seguito a quello stiamo
approvando quelle che sono le varianti di carattere urbanistico, supponiamo che entro la fine dell'anno avremo fatto anche la gara d'appalto e quindi di conseguenza posso immaginare che nel 2022 verrà realizzata questo tratto di sponda sul Torre, metterà in sicurezza il paese, libererà da determinati vincoli attualmente esistenti, ma al di là dei vincoli che sono solamente l'aspetto, diciamo così, più economico, mettiamo in sicurezza la vita delle persone. Sono stati il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti, e l'amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad, Luca Panzavolta, a tagliare il nastro del Superstore Conad di Tavagnacco, che si è mostrato al pubblico nella sua nuova veste. Questa mattina il punto vendita in via Nazionale 127, al suo interno lavorano 77 persone. La gestione è affidata alla SGR Ipermercati per una superficie complessiva di vendita di 3.000 metri quadri. La ristrutturazione e il cambio di insegna introducono i punti di forza del marchio Conad, leader del mercato in Italia, a partire dalla grande attenzione alle referenze del territorio come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. All'interno i clienti troveranno la macelleria servita e con lavorazione tradizionale in osso, la pescheria servita al banco, la gastronomia con un assortimento ricco di pietanze calde e fredde pronte da consumare. Il punto vendita è aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20:30. Torna per la seconda volta a Udine dopo un anno di pausa la manifestazione Aimprosit dedicata alle eccellenze dell'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia con un calendario di 70 appuntamenti. Ritorno, si potrebbe dire finalmente, di Aimprosit dopo la pandemia che ha molto limitato i movimenti. Sì, questa edizione 2021 di nuovo a Udine, un'edizione importante, la 22esima, tutta incentrata sulla qualità, sui giovani, su coloro che sono già affermati e diventeranno il futuro dell'enogastronomia italiana, su 70 eventi tra degustazioni, laboratori e cene e su anche incontri nella chiesa di San Francesco tra musica e vino. La regione come guarda Aimprosit che da Tarvisio di fatto sbarca alla grande su Udine? Ma è un grande evento che ormai viene ripresentato da diversi anni, è un evento che negli anni è cresciuto parecchio. La regione poi guarda con favore la grande crescita da un punto di vista dell'offerta di servizi turistica che il Comune di Udine sta portando avanti. Dopo 4 vittorie su 4 per Martignacco, pronostici invertiti quest'anno nel derby regionale della pallavolo di A2, Talmassonse e Martignacco si sfideranno domenica alle 17 a Cividale. Potranno assistere all'incontro 1600 persone per quella che sarà una festa dello sport e della ripartenza. A questo dedicheremo Sport FVG tra poco, a seguire le previsioni del tempo. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro una buona serata, arrivederci.